persone tentano di rapinarlo, ennesima scorribanda dei Maranza a Padova. La polizia denuncia 8 giovanissimi, 6 di loro sono minorenni. Coppia di turisti litighi in vaporetto, marinaio della CTV interviene per calmarli, viene aggredito e spinto in acqua, soccorso e trasportato in stato di shock al pronto soccorso, l'ira dei sindacati. Tensione altissima a Mestre Marghera dopo il nuovo rogo in 24 ore al molo A di Fusina. Mentre esplode la rabbia dei cittadini per il silenzio delle sirene, l'ARPA fa rientrare l'allarme ambientale. L'attentato verso se stesso simulato Enego dal giovane cronista Adriano Cappellani. Nei prossimi giorni l'interrogatorio e il suo legale orientato a chiedere il patteggiamento. In bicicletta scivola nell'acqua di un canale a Bovolenta, 69enne ritrovato senza vita, una caduta forse dovuta ad un malore per il caldo torrido. Siccità e fiumi a secco dopo l'Adige e il Po, in difficoltà anche il Piave, confermata per domani l'allerta meteo per le alte temperature, bollino rosso a Venezia e Verona sulle autostrade, sabato di grande esodo. Cagnolino di 4 mesi investito da un'auto, la polizia di Belluno scorta i proprietari dal veterinario e il cucciolo di Jack Russell si salva, targa di ringraziamento per gli agenti. La grande sfida del Palio di Feltre domani in diretta su Antenna 3, l'evento che lega storia, festa e tradizione sulla nostra emittente a partire dalle 15:30. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Sono i cosiddetti Maranza, quei giovani un po' bulli che hanno atteggiamenti aggressivi e spesso aggrediscono coetanei scelti a caso. È quello che è accaduto a Padova ed è finita con 8 giovani denunciati dalla polizia. 6 ragazzini tra i 15 e i 17 anni e altri 2 appena maggiorenni sono stati denunciati dopo aver tentato di rapinare un coetaneo nei pressi di un centro commerciale in via Romana Aponense a Padova. La vittima ha raccontato che mentre si trovava in sella alla sua bicicletta è stato circondato da un gruppo di 8 giovani. Uno di loro avrebbe iniziato a fargli domande sulla collana d'oro che indossava, avvicinandosi sempre di più, e un altro avrebbe intentato di strappargli dal collo la collana. La vittima, approfittando di un momento favorevole, è riuscita a scappare di corsa verso una zona più illuminata, dove ha poi chiamato il 113. In pochi minuti sul posto sono arrivate 3 volanti della polizia che, sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima, hanno individuato e denunciato i giovani per tentata rapina in concorso. Una situazione che qui, specie nel fine settimana, con i negozi e gli uffici chiusi, si ripete spesso, come raccontano i residenti. Non so se tutti questi ragazzi facciano parte del quartiere, comunque da molto tempo a questa parte ci sono dei gruppi di ragazzini che padroneggiano ovunque, creano problemi, disturbano la quiete, spaccano un po' tutto quello che è d'intorno. Uno dei minorenni inoltre era stato già destinatario di numerose segnalazioni all'autorità giudiziaria, un altro è risultato essere già noto alle forze dell'ordine per rapina e resistenza pubblico ufficiale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto nei confronti dei 2 la misura di prevenzione del DACUR, con divieto di avvicinarsi a quell'area per 3 anni. I residenti fanno il possibile con un controllo di vicinato. Quando qualcuno vede situazioni critiche, scrive agli altri cittadini e si avvisano le forze dell'ordine. Segnaliamo, un po' tutti i casi che ci sono quando vediamo gruppetti, persone in auto sospette. Questo viene subito pubblicato e costantemente e sempre ci sono queste segnalazioni, e dopo bisogna avvisare le forze dell'ordine. Questo bisogna farlo senz'altro, come viene sempre fatto alla fin fine. A Venezia ancora un'aggressione al personale ACTV, un marinaio è stato spinto fuori dal vaporetto ed è finito nel canale della Giudecca mentre tentava di sedare una rissa tra 2 passeggeri. Un marinaio della CTV è stato aggredito e spinto in acqua mentre tentava di sedare una lite tra passeggeri. L'alterco è scoppiato a bordo di un vaporetto in servizio da San Zaccaria al Tronchetto attorno all'1 di notte. Caduto in acqua nel canale della Giudecca, il marinaio è stato aiutato a risalire a riva da alcuni passeggeri appena scesi dal vaporetto alle Zitelle. L'aggressore è stato identificato sul posto e denunciato, mentre il dipendente ACTV riceveva le cure dal pronto soccorso. Un fatto che porta nuovamente alla ribalta le aggressioni al personale del trasporto pubblico veneziano. Il gruppo AVM ha condannato con fermezza la violenza, annunciando che si costituirà parte civile e chiedendo che l'episodio sia perseguito con la massima severità. L'assessore comunale alle società partecipate Michele Zuin ha definito l'aggressione un episodio grave e inaccettabile che richiede una risposta ferma. Per Marino De Terlizzi, segretario generale aggiunto della FIT CISL del Veneto, si è oltrepassata la misura. Poteva finire male, molto male.
Si pensi ad esempio se avesse battuto la testa durante la caduta sulla chiglia del vaporetto o se fosse stato toccato dalle eliche del vaporetto stesso o non fosse stato in grado di raggiungere la riva. Per non parlare se il fatto fosse accaduto durante l'inverno quando l'acqua è gelida. All'azienda chiediamo l'ultimazione dell'installazione delle telecamere di bordo sui vaporetti e la predisposizione di squadre di controllo anche miste con guardia giurata. Recentemente un emendamento al decreto legge sicurezza presentato dal senatore Raffaele Speranzoni in collaborazione con la consigliera regionale Laura Besio ha inasprito le pene per chi aggredisce il personale o danneggia i mezzi del trasporto pubblico. Eppure il fenomeno resta preoccupante. Episodi vergognosi, episodi che non dovrebbero accadere, che segnano dove sta andando questa società, verso una deriva sempre più lontana. Auspichiamo la certezza della pena che venga usata come deterrente, perché chi lavora deve tornare a casa sano e salvo. L'omicidio dell'80enne Grazia Rizzardi a Verona. Il figlio Andrea Recchia, 52 anni, è rinchiuso nel carcere di Montorio con l'accusa di averla accoltellata a morte. Non è escluso che il delitto sia legato alla malattia degenerativa dell'anziana vittima. Soltanto l'autopsia che la Procura della Repubblica di Verona con tutta probabilità disporrà in queste ore potrà chiarire con quanti fendenti abbia inferito sulla madre il 52enne Andrea Recchia, arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo ha utilizzato un coltello da cucina per colpire la madre, Grazia Rizzardi, 80 anni. L'arma è stata recuperata in casa e posta sotto sequestro. Stando alle informazioni fin qui emerse, l'anziana soffriva di Alzheimer ed era proprio il figlio a occuparsene. Laureato in architettura a Venezia nel 2004, pittore, anche tra i vicini di casa in via Boccioni a Borgo Venezia piazzava i suoi quadri, i suoi dipinti, in alcuni casi li aveva regalati. L'uomo ha ucciso la madre forse dopo una lite, sarebbero state infatti avvertite delle urla prima che il dramma si consumasse. Recchia ha quindi telefonato a un'amica a cui ha confessato quello che aveva appena fatto. La donna ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo per la pensionata non c'era più nulla da fare. In questura il 52enne ha fatto le prime ammissioni. Quanto al movente del delitto resta da accertare se possa essere collegato al progressivo aggravamento delle condizioni dell'anziana mamma. I due, hanno riferito i residenti della palazzina in cui abitavano, risultavano persone semplici e ben educate, riservate nel loro modo di vivere, unite tra loro, col figlio che accudiva la madre, la accompagnava a fare la spesa. L'udienza di convalida dell'arresto potrebbe svolgersi già lunedì. Se deciderà di parlare davanti al giudice, il 52enne potrà ricostruire nei dettagli quello che è accaduto la notte precedente e la mattina stessa del delitto. Tensione altissima a Mestre e Marghera dopo il nuovo rogo in 24 ore al terminal al molo A di Fusina. Mentre esplode la rabbia dei cittadini per il silenzio delle sirene, l'ARPAV fa rientrare l'allarme ambientale. ARPAV ha comunicato sostanzialmente che non risultano valori particolari o particolarmente fuori dai range e quindi per fortuna l'incendio ha riguardato semplicemente quel perimetro e nulla che ha a che fare con altri tipi di rischio, quello chimico, quello industriale. Le attività di monitoraggio ambientale da parte dei tecnici ARPAV dopo il secondo incendio a distanza di 24 ore dal primo, sempre al terminal di Fusina in via dei Sali al molo A della Multiservice, al fine di valutare se la concentrazione dei fumi fosse carica di particolato pesante e ossidi metallici. Dopo l'alta e densa nube nera visibile da diversi chilometri di distanza prodotta dal rogo di cumuli di rifiuti e rottami ferrosi ed elettrici. E stanno verificando adesso le motivazioni per cui c'è stato questo innesco, verosimilmente l'alta temperatura, qualche materiale, forse una scintilla durante la movimentazione, non spetta a me dirlo e sarà poi ovviamente chi dovrà accertare le motivazioni. La raccomandazione precauzionale ai cittadini di protezione civile comune di chiudere le finestre diramate inizialmente in serata alle 20:45 attraverso i canali social e il sito internet del comune in accordo con vigili del fuoco e prefettura è cessata definitivamente nella mattinata verso le 9:45.
Complessivamente hanno operato 20 unità dei Vigili del Fuoco provenienti da Mestre e Cavarzere, supportate da motobarche, rimorchiatori, l'elicottero del 115, l'autorità portuale e la polizia di frontiera. Situazione ora sotto controllo, sebbene con le ultime attività di bonifica ancora in corso. Abbiamo chiamato il nostro reparto droni che effettuerà attraverso dei sorvoli del materiale, visto che l'estensione comunque è ampia, ha dotato di una termocamera che è in grado di leggere le temperature localizzate nei vari cumuli e quindi ci potrà permettere di identificare qualora vi siano riscaldamenti localizzati e andare a separare il materiale e andarlo a raffreddare. A spegnere le polemiche sul mancato utilizzo delle sirene il capo della Protezione Civile, chiarendo che il sistema di allertamento acustico non è scattato poiché lo scenario non rientrava nei protocolli vigenti per il rischio chimico industriale classico delle industrie. Il sistema non sarebbe comunque entrato in funzione perché il suo utilizzo è previsto esclusivamente in caso di incidente industriale che coinvolga un'azienda Seveso, ovvero quelle aziende che detengono molto importanti quantitativi di sostanze pericolose, e non è assolutamente il caso che si è verificato questa notte. Il sindaco Venturini è al lavoro per valutare un potenziamento dei canali informativi alla cittadinanza per coprire tempestivamente anche emergenze logistiche o portuali di questo tipo. E dopo l'incendio, questo secondo rogo a Porto Marghera, questa mattina flash mob di protesta davanti alla municipalità di Marghera. Basta rischi per la nostra salute, basta incendi, vogliamo prevenzione e sicurezza, recita lo striscione srotolato davanti al municipio di Marghera. La manifestazione di associazioni e comitati cittadini avviene poco prima di mezzogiorno, quando non sono ancora del tutto chiari i contorni e le conseguenze del secondo dei 2 incendi di rottami ferrosi scoppiati a 24 ore di distanza a Porto Marghera. Ma il dato che appare certo indiscutibile ai manifestanti è che comunque da decenni Marghera vive all'ombra di un continuo rischio ambientale contro il quale è stato fatto poco o nulla. Ci dicono che va tutto bene, ci dicono che è qualcosa di passeggero, ma la questione qua è che stiamo aspettando la prossima emergenza in un territorio in cui già ci sono altissime percentualità di morti per tumore e leucemia, e per l'ennesima volta c'è un nuovo fattore inquinante che peggiora la qualità della vita della cittadinanza. Ciò che ha colpito in quest'ultimo caso è stata la scarsa informazione e le contraddizioni che hanno caratterizzato la gestione dell'intera vicenda. Non sono state suonate le sirene perché non funzionavano, non c'è stato un piano di allerta efficace per i cittadini, addirittura in Piazza Mercato c'era il cinema all'aperto che non è stato interrotto, l'aria era irrespirabile, non è stata data nessuna notizia in modo solerte, in modo puntuale, avvisare dei rischi, c'erano degli avvisi che giravano di tenere le finestre chiuse e poi si sono mantenuti gli eventi. Questo ha prodotto che migliaia di persone a Marghera, a Mestre, erano in luoghi di ritrovo come ad esempio il cinema qua dietro, inconsapevoli di quello che succedeva, però col fazzoletto sulla bocca perché sentivano cose strane. La proiezione all'aperto del film in programma a Marghera Estate, organizzata dal settore cultura del Comune di Venezia, comincia normalmente alle 21, stretta tra 2 avvisi apparsi sul sito del Comune di Venezia alle 20:34 e alle 23:42, in cui si raccomanda ai residenti di Mestre e Marghera di stare in casa con le finestre chiuse. È davvero incredibile che mentre si dava un avviso di chiudere le finestre, io ero a Mestre in quelle ore ieri sera e ho visto di che cosa si trattava, e contemporaneamente qui a Marghera veniva proseguito un evento cinematografico, e quindi è una contraddizione molto grave, e io voglio ribadire con forza che sulla salute dei cittadini non si scherza, non ci possono essere sottovalutazioni, non ci possono essere contraddizioni. L'attentato verso se stesso simulato a Enego dal giovane cronista Adriano Cappellari, nei prossimi giorni l'interrogatorio. Avremo modo di chiedere un interrogatorio alla Procura per chiarire la posizione di Adriano Cappellari. Questo evidentemente in una logica collaborativa. Credo che ci sia spazio per collaborare e per poter definire quanto prima questa vicenda.
L'avvocato Roberto Rigoni Stern fa comprendere quale sarà la strategia processuale, inevitabile, vista la quantità di indizi raccolti dai carabinieri di Bassano e dal PM Alessia Grenna nei confronti del giovane cronista Adriano Cappellari, da giorni al centro della clamorosa inchiesta che ha coinvolto come vittime la premier Giorgia Meloni e il prete anticamorra Maurizio Patriciello. Nei prossimi giorni il ragazzo sarà interrogato e quindi la difesa quasi sicuramente avanzerà richiesta di patteggiamento per le gravi ipotesi di incendio, calunnia, simulazione di reato continuata, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato. Cappellari beneficerà della riduzione di 1/3 della pena e quindi sarà messo alla prova, magari proprio Caivano da Don Maurizio. È un giovane che ha bisogno di essere aiutato. Io gli vorrei solamente dire: Adriano, sono prete anche per te, se hai bisogno di me io ci sono, paga il tuo debito con la giustizia e poi rimettiti in cammino e non lasciarti andare. Un anziano è morto dopo essere scivolato nell'acqua di un canale a Bovolenta, una caduta forse dovuta ad un malore per il grande caldo. Dramma all'alba a Bovolenta, in via Sant'Antonio Abate, dove un uomo di 69 anni, Lucio Carlotto, residente a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, ha perso la vita ed è stato ritrovato immerso nell'acqua del canale che corre a fianco della via attorno alle 7:30. L'anziano stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un malore, forse causato anche dal caldo. Ha appoggiato la bici al guardrail, ma poi è scivolato nel canale di scolo che si trova lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bovolenta e i sanitari del SUEM 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il corpo, come disposto dal magistrato di turno, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi più probabile, come detto, è quella del malore, anche se non si può escludere che l'anziano sia poi morto per annegamento. Siccità da record, un'ordinanza regionale taglia del 50% sull'Adige i prelievi per l'irrigazione dei campi, situazione difficile anche per Piave, Brenta e Adige. 23 le città italiane con bollino rosso per la giornata di domenica, tra cui Venezia e Verona, mentre lunedì le temperature si alzeranno ancora e si aggiungeranno all'elenco anche Ancona e Bari. Intanto, sempre per domenica, l'ARPAV ha confermato l'allerta gialla per l'ondata di calore che dovrebbe persistere almeno fino a lunedì in tutto il Veneto, con intenso disagio fisico per la popolazione. A tutto questo si aggiunge una situazione sempre più critica per la siccità, fiumi con portata d'acqua in continuo calo e previsioni senza piogge. A preoccupare soprattutto il Piave, il Brenta che ha visto ridursi ulteriormente la portata d'acqua, ora ben al di sotto del minimo per evitare problemi all'agricoltura, e, più grave di tutte, la situazione dell'Adige, per il quale la Regione ha deciso il taglio del 50% di prelievo dell'acqua dal fiume per irrigare i campi agricoli. Il limite minimo di portata dell'Adige per garantire l'approvvigionamento idrico è 80 metri cubi al secondo, ebbene in queste ore siamo a 45 metri. Sono state adottate 2 provvedimenti, questo per appunto regolare l'uso dell'acqua per quanto riguarda l'Adige e per quanto riguarda il Piave, e questo soprattutto a scopo irriguo, quindi per l'agricoltura da parte dei soggetti che sono i grandi utilizzatori, penso ai consorzi di bonifica, per poi appunto destinarle alle attività agricole. È una crisi che non si era mai idrica, che non si era mai riscontrata appunto nel nostro territorio. L'acqua potabile al momento è garantita, ma si sono temute sospensioni nel Rodigino. Deve essere garantito l'uso idropotabile, cioè per i cittadini, per la popolazione, per bere, per lavarsi, per quindi l'umano, per gli uomini e per gli animali. Poi si deve garantire per l'agricoltura, quindi a scopo irriguo, e poi per tutti gli altri usi, industriale, turistico. Oggi noi dobbiamo garantire l'idropotabile in primis, cosa che viene garantita. C'è stato qualche momento di crisi nel Rodigino, però adesso la situazione è rientrata. Decisive le prossime ore, la situazione potrebbe anche peggiorare. I consorzi chiedono la costruzione di invasi in tutto il Veneto. Dovranno essere multifunzionali, o meglio fare un effetto di laminazione in caso di forti precipitazioni, ma dovranno essere anche un effetto di invaso, quindi rende disponibile l'acqua nei momenti di criticità come quelli attuali, e anche un aspetto ambientale. E con l'emergenza caldo a Chioggia il sindaco apre le porte del comune ad anziani e fragili.
Controllando i bollettini ARPAV della Regione Veneto mi sono reso conto che la temperatura elevata continuerà anche nei prossimi giorni, quindi ho deciso di fare un'ordinanza proprio a tutela della salute dei cittadini più fragili, gli anziani, e ho deciso di aprire le sale comunali del nostro municipio, la sala polivalente, che è quella utilizzata dalla Giunta, e anche la sala consiglio in base alla capienza maggiore che ha la sala consigliare. La sede del municipio di Chioggia si trasforma in un rifugio di solidarietà contro l'afa killer che sta stringendo la città in una morsa soffocante. Di fronte a temperature insostenibili, il sindaco Mauro Armelau ha scelto di spalancare le porte della casa comunale per accogliere chi, tra le mura domestiche, non ha nemmeno un condizionatore per respirare. Un'ancora di salvezza che ha già messo al sicuro 3 cittadini in difficoltà. Non si tratta solo di trovare refrigerio, ma di salvare vite e restituire dignità. Grazie alla collaborazione con l'associazione Anteas, nessuno verrà lasciato indietro. Un servizio di trasporto dedicato andrà a prendere i più fragili direttamente fuori città per poi raccompagnarli a casa. All'interno del municipio la paura e l'isolamento lasciano spazio al calore umano, tra attività condivise e giochi che spezzano la solitudine. E adesso stiamo lavorando anche per i prossimi giorni insieme a delle associazioni di volontariato proprio per intrattenere queste persone che permarranno appunto all'interno del municipio, proprio per farli leggere, per farli giocare, fare una tombola, cercare di fare compagnia a queste persone che si recheranno presso il municipio. Io da sindaco onestamente devo tutelare la salute di tutti, ma ho pensato alle persone meno fortunate. Incidenti nel pomeriggio nel Bassanese, proprio a Bassano del Grappa in via Viviani alle 15, uno scontro frontale tra 2 auto con una di queste che finisce in un fossato, 4 i feriti, uno ricoverato in gravi condizioni a Bassano, intervenute oltre al SUE ma anche i vigili del fuoco. A Gaglio, altro sinistro lungo la provinciale 76 con un'auto che è uscita autonomamente di strada, ferite le 2 persone a bordo in modo serio, sono trasportate all'ospedale di Asiago. Ed è una giornata da grande esodo che secondo una prima stima potrebbe terminare con circa oltre 190.000 transiti lungo la rete autostradale, il 3% in più rispetto al sabato, allo stesso sabato di un anno fa. Sì, il bollino nero è confermato come da previsione, possiamo anche dire che chi viaggia si informa, segue i consigli perché le partenze sono iniziate molto presto. Il grande esodo del 1° agosto contrassegnato da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico non si è fatto attendere. È iniziato con anticipo visto che molti hanno preferito evitare i possibili rallentamenti sull'arteria partendo e viaggiando durante la notte. Già dalle 8 di questa mattina si registrava un più 14% di transiti rispetto al sabato omologo di un anno fa. Addirittura l'uscita dalla barriera di Trieste-Liserte, che risente dalla chiusura della superstrada slovena H4, si segnalava un più 41 rispetto al 2025, ovvero 8.581 transiti rispetto ai 6.069 dello scorso anno. Il traffico lungo la A4 in direzione Trieste è stato particolarmente intenso per tutta la mattinata, con punte di 3.000 transiti all'ora tra Quarto d'Altino e Meolo e tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova. Questo ha comportato per 2 volte, alle 9.30 e poco prima delle 12, l'utilizzo della safety car che con mezzi della polizia stradale e degli ausiliari alla viabilità di autostrade Alto Adriatico ha deviato il traffico verso la A34 e quindi lungo la viabilità ordinaria anche slovena, la strada statale 444, vista la chiusura dell'H4 per chi è diretto verso le coste della Croazia. Un'operazione che dura mediamente circa 30 minuti e che consente di evitare qualsiasi paralisi al traffico e di svuotare momentaneamente la barriera di Trieste-Liserte. Poi nel tardo pomeriggio ci sarà un calo per poi dopo rallentare il tutto in serata. Quello che conta è che voi siete attivi anche perché mi raccontava che avete automatizzato ancora di più anche i pagamenti, no? Per essere più celeri al passaggio alla barriera. Sì, oggi è possibile pagare nei nostri caselli con strumenti elettronici, c'è il contactless, più molti utilizzano il telepedaggio, certo che chi utilizza questi strumenti può anche uscire più velocemente. Blackout nella notte a Rosolina dopo il furto di rame.
Un furto di rame e il boom dei condizionatori accesi per il caldo mandano in tilt Rosolina, rimasta al buio e senza energia elettrica per un blackout durato diverse ore. Il guasto, scattato poco prima di mezzanotte e conclusosi soltanto nella mattinata, quando i tecnici sono riusciti a completare il ripristino definitivo del danno. All'origine del blackout c'è il pesante furto di 800 metri di cavi di rame avvenuto nei giorni scorsi, che aveva già fortemente indebolito la rete locale. Con il picco di temperature registrato in queste ore, il massiccio e simultaneo utilizzo di condizionatori e frigoriferi da parte di privati e attività commerciali ha provocato un sovraccarico di tensione fatale per la centralina, che è andata completamente in tilt. Il blackout prolungato ha causato pesanti danni economici alle attività commerciali, in particolare a gelaterie, bar e ristoranti, che hanno visto deteriorarsi le scorte nei congelatori. Forti disagi anche per i residenti e i turisti, rimasti per ore senza refrigerazione e al caldo torbido della notte. Faccia a faccia con i ladri, salta alla finestra e cerca di inseguirli, ma si ferisce. È accaduto a Quinto di Treviso. Lei si è trovato davanti e ha gridato subito: Ezio, prendi la pistola, sparagli, attenzione ai ladri. Allora il ladro si è subito messo in fuga, ho visto che è arrivato alla macchina e io... Cosa faccio a questo punto? Vedo se riesco a trovare il numero di targa della macchina. No. Va bene, salto fuori dalla finestra, mi cado anch'io e mi faccio male il tallone. Ha cercato di inseguirli saltando la finestra dopo che la moglie si è trovata il malvivente faccia a faccia. Sono circa le 22:30 in via San Vitale a Quinto di Treviso. I ladri arrivano a bordo di un'auto che parcheggiano nel campo di pioppi accanto alla casa, con il muso rivolto verso la strada, pronta a ripartire. I coniugi Marangon si stavano preparando per andare a letto. E a un certo punto ho sentito il rumore come di ferri, di attrezzi, di levarini, di cacciaviti, roba metallica, un frastuono metallico. Ho detto no, questi qua sono ladri. Ho detto. Allora mia moglie fa: vai, prendi il telefono, chiama i carabinieri. È lì che Ezio si precipita nella stanza dove aveva lasciato il telefono, giusto il tempo di prenderlo, e la moglie urla dopo essersi trovata davanti a uno dei ladri. L'abbigliamento, guanti neri, cappellino col frontino blu e le scritte bianche, le telecamere di videosorveglianza della casa hanno ripreso l'intera scena. E mia moglie si è accorta delle luci perché siccome dormivamo con le finestre e con i balconi aperti, e finché andavamo a letto dopo li chiudiamo. Ha visto il fascio di luce dei fanali, però si è allarmata perché di solito siccome c'è la strada qui davanti alla casa, senti le macchine passare. Si è allarmata perché non ho più sentito il rumore della macchina. Mi ha detto: ma dove è andata la macchina? Si sono i fanali e la macchina non c'è. Allora si è sporta fuori a vedere, ma davanti alla casa non c'erano. È andata dietro a vedere il balcone del bagno e ha visto che c'era la macchina che andava dentro in mezzo ai pioppi. Allora mi ha chiamato subito per vedere, sono andato fuori anch'io, ho visto la macchina che mai aveva già spento i fanali, però si sentivano dei ragazzi che scendevano dalle portiere perché si accendevano le luci dentro. Pochi attimi quelli che hanno separato l'arrivo dell'auto dal tentativo di entrare nella casa a Quinto. Per la famiglia in 20 anni è la quarta volta che i ladri fanno visita. Siamo abituati, però adesso non è più un bel vivere perché mia moglie è allarmata, c'è sempre la scena davanti del personaggio col berrettino là. E si vive male, capito? Adesso ci spranghiamo dentro la sera, non ti muovi più perché possono passare di giorno, di notte, di sera, tutti gli orari sono buoni, capito? E adesso guardate queste immagini, la targa che vedete è quella che i proprietari di Aiko, un cucciolo di Jack Russell di 4 mesi, hanno consegnato agli agenti della polizia a conclusione di una storia a lieto fine. È il pomeriggio di mercoledì 22 luglio quando una telefonata al 113 racconta dell'investimento accidentale di un cagnolino da parte di un'auto. Il cane versava in gravi condizioni e i padroni, bloccati nel traffico, hanno richiesto l'intervento urgente di una volante. Precipitati sul posto, gli agenti hanno scortato la famiglia fino alla clinica veterinaria dove grazie all'arrivo tempestivo i medici sono riusciti a salvare la vita dell'animale. Nel pomeriggio di oggi i proprietari si sono quindi presentati in questura per raccontare l'esito dell'operazione e per omaggiare gli agenti che hanno preso parte all'operazione. Su Antena 3 domani in diretta dalle 15:30 le emozioni del Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo, ricreando il clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri, la gara di tiro con l'arco e alla fune fino alla sfida decisiva, la corsa dei cavalli. La grande sfida del Palio di Feltre dunque domani dalle 15:30 in diretta naturalmente su Antena 3.
E con questo appuntamento noi ci salutiamo, vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon sabato sera.